Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che oggi dedicheremo al fagiolo di Lamon IGP. Ma prima di partire abbiamo con noi tra l'altro il presidente, buongiorno, Tiziana Penco del Consorzio di tutela del fagiolo di Lamon. Ricordo che l'11 di novembre presso la fiera di Godega di Sant'Urbano in provincia di Treviso si terrà la quinta edizione del Festival delle DOP, un evento giunto alla quinta edizione organizzato da Veneto Agricoltura con Regione Veneto ma con altri enti che collaboreranno con noi a questo grande evento. Quindi vi aspettiamo l'11 di novembre dalle 10 alle 18 tutto il giorno, quindi con tutti i consorzi di tutela del Veneto, con l'alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto, con i Cerletti di Conegliano, insomma una grande festa per conoscere i prodotti della nostra agricoltura riconosciuti dei marchi di qualità dell'Unione Europea, DOP, IGP, STG, poi spiegheremo di cosa si tratta. Ma intanto entriamo subito nei dettagli e parliamo di uno di questi prodotti che è il fagiolo di Lamon e della vallata bellunese. IGP, quindi esatto. Indicazione geografica protetta. Come dicevo abbiamo il presidente, la presidentessa, come si dice oggi ormai, del consorzio di tutela, Tiziana Penco, e quindi parliamo un momentino di questo fagiolo di Lamon, un prodotto quasi, anzi non quasi, è introvabile perché lo troviamo soltanto nelle fiere, praticamente si produce su venduto. Quasi sì, possiamo dire così, però ultimamente i nostri produttori stanno crescendo, la quantità sta aumentando e quindi ci stiamo rivolgendo a un mercato sempre più vasto. Quindi potete trovarlo, chiaro, durante le fiere e le manifestazioni oppure direttamente dai produttori oppure contattando appunto il sito del consorzio. Benissimo, procediamo con ordine. Quali sono le origini del fagiolo di Lamon? Da dove arriva? Come i legumi che sono arrivati in Europa arrivano chiaramente dal Nuovo Mondo. E nel nostro territorio sono arrivati nel 1500 perché Papa Clemente VII aveva regalato dei pochi fagioli a un umanista, Piero Valeriano, che li ha portati nel territorio bellunese e lì praticamente li ha diffusi su tutto il territorio chiaramente della provincia di Belluno ma anche nel Friuli Venezia Giulia, addirittura nell'Istria, nella Slovenia, quindi il ramo d'arrivo dei nostri fagioli e la strada è questa. Dopodiché Lamon ha fatto il suo percorso. Ho capito. E troviamo 4 ecotipi: lo Spagnolit, lo Spagnol, ma già questi nomi ci dicono identificano che arriva dalla Spagna, chiaramente. E poi il Calonega e il Canalino. Che differenza c'è tra questi? Quali sono le caratteristiche? Perché si differenziano? Dobbiamo dire, è una curiosità che forse ai nostri telespettatori farà piacere. Spagnolite e Spagnol arrivano dalla Spagna, Calonega e Canalino da Canal San Bovo e dalle Canoniche, perché veniva prodotto e negli orti delle Canoniche veniva chiamato, appunto è stato chiamato la Calonega, che è un po' storpiato, Canalino da Canal San Bovo. Nel resto dell'Italia venivano chiamati fagioli turchi, quindi solo da noi è stato mantenuto Spagnolo e Spagnolit, che è l'origine. Poi si sono selezionati nel corso dei secoli e hanno caratteristiche sia di gusto e di sapore ma anche visive molto diversi anche esatto, con gusti e sapori diversi e quindi anche servono per diverse preparazioni. Esatto. Per esempio ad esempio lo Spagnolit, che è l'ecotipo più delicato, ha la buccia in assoluto più sottile ed è il jolly della situazione, quindi può essere usato sia per le minestre che per le insalate. Lo Spagnolit, lo Spagnol per le minestre, il Calonega per le minestre, anche questo, pasta e fagioli, e il Canalino, che è quello che ha la buccia un po' più grossa rispetto agli altri, per le preparazioni ripassate in padella. Ho capito, quindi per la pasta e fagioli è il Calonega. Il Calonega, anche lo Spagnolo è molto buono, sì. Il Calonega ha un retrogusto quasi di castagna. Ho capito. E senti, qual è l'area di coltivazione? IGP, indicazione geografica protetta, provincia di Belluno, 20 comuni. In questi 20 comuni ci sono circa 90 produttori
che producono fagiolo di Lamont certificato, ma che acquistano il seme ogni anno dalla zona di origine, che è Lamont, il comune di Lamont, e vicino il comune di Sopramonte, che in passato erano quasi l'unico altipiano. Quindi si parte sempre da Lamont. Sempre, ogni anno da Lamont, quindi semente, poca semente prodotta dalle aziende agricole controllate dal consorzio. Quindi certificate. Certificate assolutamente, e quindi i controlli sono in primis fatti dal consorzio. Ho capito. E quanto prodotto questi 90 soci alla fine riescono? Circa noi in media abbiamo sui 12-14 ettari certificati che producono all'incirca sui 160 quintali di granella secca. Ho capito, che vengono, come dicevi prima, venduti alle fiere, perché nei negozi non si trovano praticamente. Nei negozi noi non sappiamo, essendo che i nostri produttori commercializzano direttamente, non abbiamo la facoltà di sapere dove loro vendono, però sicuramente in Regione Veneto ci sono dei negozi che sicuramente le boutique del gusto le hanno, supermercati no in questo momento, ma ci stiamo lavorando, e vendita diretta durante le manifestazioni, oppure anche inviando con pacco postale in 3 giorni direttamente a casa dell'acquirente. Ho capito, voi avete anche un sito internet dove è possibile effettuare anche questi acquisti via internet? E voi entrate sul sito del consorzio www.fagiolodilamont.it, trovate un link dedicato alla strada del fagiolo, dove all'interno, con una cartina digitale, potete cliccare su ogni comune certificato e appariranno le aziende certificate che hanno aderito alla strada e che hanno la possibilità di vendere fagiolo. Non ho capito, ascolta, Tiziana, immagino che anche per il consorzio del fagiolo sia un problema quello dei falsi. Del falso prodotto? Sì, non è un vero falso, noi dobbiamo convivere purtroppo dal 96, l'anno in cui abbiamo ricevuto la nostra certificazione IGP, con un'altra registrazione che riporta il nome Borlotto Lamont. Non è un falso, cioè la registrazione è stata fatta in piena regola, cioè chi l'ha registrato poteva farlo, però noi ci troviamo spesso, il consumatore, a trovare il Borlotto Lamont in sacchi magari da 10 kg, sfuso un po' dappertutto, che però non ha nulla a che fare con il prodotto certificato IGP prodotto nella provincia di Belluno. Che si presenta come esattamente? Quali sono le confezioni? Allora, le confezioni, se voi entrate sul sito del consorzio trovate immagini delle confezioni originali, e sono uguali per tutti i soci produttori, quindi tutti i nostri soci produttori IGP confezionano con lo stesso sacchetto, con riportante il logo del consorzio, che è quella signora anziana che sgrana fagiolo, con il marchio IGP e con un'etichetta che chiude la confezione che indica la tracciabilità. Certo. Quindi nome del produttore, comune di provenienza, ecotipo, data di scadenza, lotto. Con questa confezione, solo questo è il fagiolo di Lamont IGP. E hai accennato alla strada del fagiolo, e quindi cosa è una iniziativa, come per altri prodotti, del resto ci sono le strade dei vini, del radicchio e così via, e la strada del fagiolo che tracciato va da a. Allora, la strada del fagiolo non è una strada certificata, sì, è un percorso che noi abbiamo voluto, è un progetto che abbiamo portato avanti un paio d'anni fa anche col Consorzio Dolomiti Prealpi, che è il nostro consorzio turistico locale, e abbiamo voluto che cosa? Abbiamo voluto mettere a disposizione il nostro marchio, il nostro fagiolo, perché è il prodotto di riferimento, come dire, dell'ortofrutta della provincia di Belluno ed è un prodotto certificato. Ha voluto portare su questa strada che parte da Belluno, che è il primo comune certificato dalla parte est, diremo, della provincia, ripercorrendo tutti i 20 comuni ci siamo portati vicino a noi, a braccetto, un altro prodotto di quel comune. Quindi questa strada è stata concretizzata in una cartina molto bella, riportante tutti i 20 comuni certificati con le loro particolarità, foto, storia, manifestazioni, prodotti di riferimento, e dall'altra la cartina molto bella a uso didattico, quindi disegnata a mano, veramente con le mascotte del nostro fagiolo. E abbiamo concretizzato poi alla fine un sito, cioè all'interno del nostro sito c'è il link della strada del fagiolo,
e con le schede che però sono anche turistiche, cioè io ho le mie aziende che producono fagiolo di Lamont, però producono anche altri prodotti, certo. e magari hanno il bed and breakfast, l'agriturismo, ed è riportata una scheda con Quindi la per valorizzazione tutti. del territorio a 360 60 gradi, gradi. quindi Sì. bellezza del territorio, prodotti, qualità, parliamo Certo, proprio di eccellenze, certo. e parliamo di eccellenze della nostra campagna, della nostra agricoltura e non solo. Quest'anno ricorre il 25esimo anniversario del consorzio, vero? Quest'anno nel 93, a Lamont, nel 1993, è nata l'associazione di produttori di fagiolo di Lamont denominata Consorzio per la tutela del fagiolo di Lamont, e si poneva appunto, il nostro statuto si pone di difendere, di tutelare e di promuovere la commercializzazione, e chiaramente ottenere, all'epoca l'obiettivo era ottenere l'IGP, IGP, certo. che è arrivato nel 96. Quindi dal 1996 il fagiolo di Lamont è IGP, Siamo 22 indicazione anni, sì. geografica Sì. protetta. Benissimo. Ascolta Tiziana, noi adesso andiamo a conclusione, magari ci diamo appuntamento per chi ci sta seguendo proprio l'11 di novembre a Godega, perché il consorzio del fagiolo di Lamont sarà presente ovviamente, ma sarà presente anche con una mostra fotografica, vero? Una mostra fotografica da non perdere, immagini bellissime che descrivono proprio la storia di questo importante prodotto dell'Alto Veneto, insomma della provincia, della zona di Lamont e della vallata bellunese. Allora, grazie Tiziana per essere stata con noi oggi. Ci diamo appuntamento sì alla prossima settimana, a giovedì prossimo, ma soprattutto segnatevi in agenda questa data, 11 novembre a Godega Sant'Urbano dalle 10 alle 18. Sarà una bellissima giornata di festa per conoscere i prodotti dell'agricoltura veneta, riconosciuti dei marchi di qualità, DOP, IGP, STG, che sono tutti degli acronimi che però stanno a significare che stiamo parlando di qualità, sono le eccellenze della nostra campagna. Vi aspettiamo a Godega Sant'Urbano presso la fiera, e quindi un arrivederci a tutti quanti. Grazie.